ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Duro colpo alla criminalità organizzata in 2 operazioni che hanno riguardato Catania e Palermo in operazioni a carattere nazionale. Operazione Terra Bruciata con oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale Etneo stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare nelle province di Catania, Cagliari e Rimini. Più di 30 gli indagati, 21 invece le ordinanze di custodia cautelare in carcere, accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, reati aggravati dal metodo mafioso. E dalle prime luci dell'alba nelle province di Bari, Palermo e Taranto, nel corso di un'operazione dei carabinieri sono state arrestate 19 persone, 17 in carcere, 2 agli arresti domiciliari su ordine del GIP della Procura di Bari su richiesta della DDA. I capi di imputazione sono associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso. La Corte di Giustizia europea ha respinto il ricorso della Siremar in merito alla richiesta di annullamento della Commissione europea che giudicava gli aiuti di Stato dell'Italia incompatibili con il mercato interno. La compagnia dovrà restituire la somma risparmiata. È tornata a casa la bimba nata dopo il trapianto di utero, il primo in Italia avvenuto all'ospedale Cannizzaro di Catania dall'equipe multidisciplinare guidata dai professori Pierfrancesco Verù e Paolo Scollo. La prognosi è buona, dicono i medici, e dunque Alessandra può lasciare l'ospedale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.